Giano. Diseo bissiu in moi da una spezia de baullu de liauna onde si avarrau congelau no sciu cantu. Non mi ricordo nulla. No è staici. Non mi ricordo quasi nulla. Castiani miei sospiri che appartengono su 50 anni. Quindi si uscirà rotto, spollao e poi ci bessiri mi si ho posto una valica de calzoni, sì, e una camisa che appacatta un zapposento. A foras dei noi non c'è nulla. Non si biri né uomini, né femmina, né movimento. Accanto a questa camisa ci vera una busta de vapere e a pizzo su questa busta de vapere ci via scritto Barone Rossi. Credo che sia su nome mio. Non scio di magatto. Come a Popozzo mi sono fatto un giro in noi accanto e in antecorio de per esistette un vicinao che ci vivia gente. Su logo, creo, si zerriara Susiccu. Poi da questo è su nome che bessene su GPS. Ligio. E Giovia sesi a Susiccu. Non c'è stato né anno, né mesi, né luogo dell'universo. De noi innantisi devo comprendi chi niseo, a un diseo, quando seo, si seo solo, e te su serio, come intendi de oi, Giovia. Oi è lunisi. E tu chi ne sei? A un disesi? Ti intendo sa voce ma non ribio. Chi ne sei tu? A me mi nanta Barone Rossi. E mi disiscirà un moi e famo congelare una spezia di baullo e come ti famo congelare Congelau? E cantu sei sabarrau congelau? Vai e cica un mese, 100 anni, 10.000 mi disiscirà pagato scritto che oi è Giovia. Oi è lunisi. E tu ti discesi e poi a un disesi poi ti intendo sa voce non più nessuno oh, si vuole riuscire? A me mi nanta bonaria. E de sangunao? Viale, tu ad ogni maniera zerriami bonaria. E a sabenna biri chi ta sagattai beni. Viale Bonaria. No, e poi te non ribio. E ta razza femmina sei tu? Non sei una femmina. Ah, non sei femmina? No. E oi è lunisi. Non è Giovia? No. In moi bessi, fai di un giro, deu de pus paressi. Mentre uscirò in foras, a Susiccu. Sa voce de Bonaria, de Viale Bonaria, andrà e benili. Poco su che comprendio e poco su che mi ricordo del suo mondo. Tenere ragione issa. No è femmina. Teni voce de femmina. Ma è una spezia di duenna elettronica che bessere d'ogni tanto ponendo in pari a rogalla de voci e filminus e papperis anticus. Tutto cosa che di broiri de una cosa che nararissa si zerriara sarrezza oppure internet in anticorio. Questo quando ci viera sul mondo. In moi a su chivariri sul mondo non c'è bruso. E succede che una cosa che non si sciri e sul mondo e sul mondo boffita a terra e de questa arrezza rotto stampata da ruinti cosa sa commenti da ruinti si presenta la bonaria e mi tu sporta le commenti vanti spisitto su quando ti porta sa calucertola in bucca su meri e moi Deo non scio ancora sa itasera un pisitto itasera una calucertola e tasera un meri funti fueddo su che mi bene in tabucaici arribau su bai circa de cali vorca de logo su vatto a barrara chi bonaria tottunduna si presentara di porta a cosa e si sparessere e poi mi da porta un garruccio tutto preno de giornali anticus questo che vengo noi questo si narra la nuova Sardegna i esti de su 5 de lamparas de su 1900 si pigu su giornale e d'accosto ai noi su giornale fu da solo Sassari 5 giugno 1900
Le prime impressioni. Il popolo ha dato ragione all'estrema sinistra. Il ministero sciolse la Camera e domandò l'espulsione dei facchini. Gli elettori invece rimandarono alla Camera i facchini con forte rinforzo per mettere a posto i gentiluomini che non rifuggono da qualsiasi disonestà. La lezione non poteva essere più dura. Milano poi ha sonoramente battuto gli ultimi forcaioli nascosti dietro cannoni e di fucili. Colombo, il presidente della Camera, il complice necessario delle violenze del ministero nel far votare il famoso regolamento, fu cacciato dal nuovo facchino Luigi Maino. La vittoria dei partiti popolari fu strepitosa, 6 deputati e 6 dell'estrema sinistra. Aveva ragione il prefetto Municchi che Milano è irremissibilmente perduta per la monarchia. Anche a Roma e a Torino i candidati dell'estrema sinistra riportarono splendide vittorie. Da conosciuta lingua si accosta. Lingua mia no est. Però te comprendo. Dunque, sui giornali si narrerà la nuova Sardegna e ci desta un altro che si narrerà l'Unione Sarda. E dunque, mi sono pensato, Deo, Sardegna deve essere su nomini di questo mondo. Di questo mondo hanno deciso su scetti Deo e Bonaria. E ta lingua esti gusta. In ta lingua funti scritto sui giornali. E ta lingua vuetu, Deo. Questo pianeta canto lingua si vuetanta. Senti, tesoro. Sì, cara, cosa c'è? Ti volevo dire, perché non andiamo in viaggio di nozze in America? Eh? Viaggio di nozze in America sarebbe bello. Purtroppo non è possibile. Mi dispiace, ma noi in America non ci possiamo andare. Perché? Cos'è? Proibito? Non è che sia proibito, cara. Vedi, il discorso è che noi, commenti arrivati in America, commenti si bintinante là, questo fonte castellaios. Che male c'è, scusa? Il male c'è perché noi non conosciamo la lingua, noi ce ne stiamo qui buoni buoni, ti porterò sia no, guarda, a Giorgino o a Saschiaffa. No, signor, voglio andare in America. Amore, guarda che risculo a terra, ti prendo, ti sbatto al muro. Oh tesoro, non farmi incavolare. Se mi vengono i 5 minuti, mi durano minimo mezz'ora a me. Oh, mommy, e chi è questo pino a mostazzo su? Sinara Benito. Benito? Esti cosa buona o cosa mala? Poi gusto chi si indiscidi, Benito può dirsi cosa buona o cosa pessima. E gusto? Gusto è buono. Scusate se mi intrometto nei vostri discorsi, ma oggi per la questione della lingua in America non c'è più problema. E come sarebbe a dire non c'è problema? Beh, se te lo sta dicendo mio fratello, devi stare tranquillo. Tesoro, tu stai zitta perché sennò ti sbatto al muro. Lascia parlare tuo fratello. Spiega. Ti spiego, cerca di inseguirmi. Basta parlare il cagliaritano molto lentamente. Facciamo un esempio. Prendiamo una parola molto difficile che potrebbe essere la parola motobicicletta. Se noi agli americani gli diciamo motobicicletta, detto così velocemente l'americano dice ma cosa sta dicendo? Se invece noi diciamo lentamente motobicicletta, gli americani capiscono tutto, da là alla zebra. Mi avete inseguito? Sì, io ho capito più o meno, ma questa cosa vorresti bere su chi sia o esti una piccara in giro? Non ti preoccupare, ma perché cosa credi che pensi? Che te lo dica? Tu pensi che non è ragione di pensare che in questo pianeta Sardegna, sa lingua, fessi cosa di importo. Intendi come ti di questione anta questo stusso? Giunti ormai a fine pasto, tra i coniugi cowboy e il cameriere vi erano già dei sorrisi, scambi di battute. Fustetti, esti, su, camerieri, bru, simpatico, dero, tu, susa. Deu e mulleri mia zizeuzu sposauzu arizeru. Nosu, zeuzu, de, gastedu. E il cameriere: Deu degu artu Sant'Elena. Direngu mera bregeri, nosu, zeuzu, arribauzu, arizeru, gizzi, gizzi.
Ma dato che non su de Casteddu e isso de quarto Sant'Elena, itta bisogno cesti de sighi a questionare americano? Dunque, Deo questo depo segnare, Deo questo Benito, costomina mostazzo sono, da puscette intendi. No, da pubiu, poi ta bonaria, ma no, chi manco issu est un uomo, come tista non est una femmina. Questo Benito est una spezia de variglinalla, de un filmino antico, che inde proprio de Sarrezza. E bonaria mi da pigau e portau a noi figurau che parea che fessi di noi B. Hoy de gustos tempos y te das a mentar cuando lo empezó a mano vizu meu. Tutto iskin de dottu, ni un iski de nuda, ma dottu sun kirken de sidau. Paraulas de papiro, las prusiadas historia, si besare si falan impudeu. Hoy de gustos tempos y tas a codiare, candolas a contare a pizzuto. Guerras con dos de dolores, mil bucadores. Tu casa de questo non uscivo poi da noi, da questa musica da conoscemmo, questa era una musica sa voce viera de Elena Ledda, che non uscivo manco da se una rende, e sul ritmo di questa canzone via Tempos. Moi devono uscire poi le cose san conca mi bene, mi bessi, si figurate come che fessi il trono se lampo entra sul sorbetto mio, non comprendo ancora bene e dopo torrai a fare una specie di riassunto delle cose che avete succedendo. Dunque sa, i moi se cominciano a comprendere una scanto cosa sa. E faccio salista poi carimmo de mi dirò rascare scirotto. Poi primo Deu, seu, in un pianeta che si zerrera Sardegna e Deu depo essi sardu, poi taga comprendo sa lingua. E ci punta altre lingue pure, funti lingue primitive, ma mi pare che contentivago, funti lingua leggia, primitiva, tenente un solo de bottolo. Seconda cosa, deve essere su seria calenco una cosa, deve essere su zero calenco uno sciacco umano. Poi in tutto sul pianeta Sardegna ci siamo scelti Deu. Deu è una voce elettronica che diventa bonaria. Terzo, questo sciacco umano è su serio appostisi sicuramente appostisi di un anno che è contato come 1900. Poi in questo 1900 devo tenere un giornale che anti fatto sui giornali bollinai che sul mondo ci vede ancora. Dunque e questo numero scritto sui giornali ponere una cosa sicura che noi scieius. Secondi, bonaria, questa voce fa i bessi dirigenti, voci, paperi, da una cosa rotto stampara che si zerriara internet in anticorio, deve essere proprio una cosa antica e ci deve essere due giovia che succede questa cosa. Portimo, Deu, avarrao congelau in sintesi che sul mondo se cioppau, tengo nomini e sangunau, e seu Barone Rossi. 100 anni? Se tu immaginate arrivavi fino a 100? No. Contenta, Sono contenta, già che lui mi ha lasciato. Ma è lui o sta facendo una vita sana poi arrivare a 100? Penso che sta paesotto, ma pensare a lui, che è lui che fa, a riponere un conca. Nara, disse che stesso? E stesso che vai lì. Ascolta, tanto io su a voglio mantenere a Isa e non a un'altra. Se mica Isa si è comportata per bene. A me mi ha dato una cosa grazia. E ai altri l'anno scorso non ho più questa fortuna. Però Isa si mica fatta buona. Mera fatta buona. E dunque, se questa è un'altra voce che mi dare porta bonaria. Dunque, se questa voce deo ligio noi ci verrà una zia che ne pruso da 100 anni e fia questione con una picciocca che si zerrera Paola Piliano Picciocco, che si zerrera Alberto Urgu. E dunque, se è un'altra cosa, mo si comprendente, che in questo
pianeta Sardegna, fai la bevi vinza sa 100 anni e prusu. Non può comprendi bene, si può arrivare, toccherà fare villus meda, toccherà a chi sto negonissu, Dio non dusciughi niente, questo issu, però 100 anni sbevendi, E toccherà papà vago, buffai vago, e fai una vita sana. Ma tutto questo succede ragando un'occhi vianta sghiaccerasa. Sghiaccerasa non ci si entrao deo. Ai tempos nostros, su tempo mio, uno postesi a essa vera o da vai per longa, si ci vuole a intro di uno di questo su baullo, su congelato, si indiprende dei ciligi in tutto il suo corpo, si accirdinara e si indiscira a posti 700 anni, su 500 anni, su 1000 anni, però pensi in dici, di questa maniera pure, non è che su coraggio si amano, no, di noi non sciu nuda, non sciu ondi seu, non sciu tanno si era bonai, il tanno è questo. Quando questiona questa zia de Voghesu con questa picciocca che è dinanta Paolo Pilia e l'altro picciocco che è dinanta Alberto Urgo. Oi, bello stesse, mi sono dormito, vai ci cagando, mentre si uscirà in moi, vai cicca in caliano se uso moi, e non mi ricordo nuda. Non ti uscita sia meglio, forse via meglio a fare come sa zia, a fare una vita sana, tanti, a sughivare. In Sardegna ci vai a fare una vita sana. Le varie etnie sarde, malgrado cospicue differenze di lingua, di cultura, hanno in comune come minimo il rispetto di valori fondamentali in cui credo anch'io. Quindi con loro io mi ci trovo bene. Parlo della generalità della gente sarda. Un altro motivo è l'ambiente, che è inutile descriverlo, basta guardarsi intorno. Credo che sia uno dei più spettacolari e dei più puliti d'Europa, anche se io faccio di tutto per bilanciarlo. E un altro motivo per cui desidero stare in Sardegna è il fatto che qui ho pur sempre un'azienda agricola che va in qualche maniera seguita, anche perché non posso un domani dire ai miei figli vi saluto e vi lascio 50 canzoni per uno, perché nel mio repertorio non compaiono canzoni come Blue Moon, Stardust, né tantomeno Bianco Natale, vale a dire canzoni che da un punto di vista dei diritti d'autore riescono a rendere ricche 2 o 3 generazioni. Ma il mare separa e unisce popoli e continenti. Nel momento in cui li separa direi che ti stimola il sogno, la fantasia. Nel momento in cui li unisce, vale a dire nel momento dell'intrapresa del viaggio, ti mette a rapporto costante con la realtà. Questo però non fia questione di sardo schietto. No, di Naranta Fabrizio De André. Fabrizio De André, non pareva di spezia buona. Caratteri leggi, Reniera? No, indisciu di questa cosa umana sa Deu. Gieberoso, ma offendi a risese. No, pozzu. Non ma se si piga una femmina, ai sborda sa. Va, su vele. Tornando a suo conto, ma si resta in Cisana sta Sardegna. E ta cosa non c'è più nessuno su un giro. Mita pagattau. Non ci sono altre scelte, o la Lega o la sinistra, perché qualcun altro che dice solo no non aiuta la Sardegna. È una terra dove non c'è il metano, dove l'energia per le famiglie e le imprese costa un occhio della testa. Non si può dire sempre no a tutto, e no al metano, e no al petrolio, no al carbone, no al gas, no al nucleare. Cominciamo a dire dei sì. Beh, questo volo però, Bonaria, vi ha chiesto a tronche lingua. Questo via Salvini. Salvini, de Sangunao? Eia. E de nomini? Boh, a risulta d'uso uno Giuseppe e uno Matteo, un attore e uno politico. E questo vera su politico o s'attore? Te pu sparessi? E sparessi a Bonaria. Però prima di sparessi mi lascia una cosa che conosco, non sciupoitta. È una canzone di questo zio che sentivo prima, questo a caratteri leggi, questo Fabrizio De André. E c'è scritto: Maio son torrados sos pastores in su 69, tristos, neuntos e nentempenados, su 20 a Sant'Andrea proe, fini partidos con sa roba anzande da essa montagna passando in locoe. Carricos e infustos viaggiante, una zona in mano, affedo in fatto su tazzo, arresso, mutinde e trovande.
avvilido, pensando a sul cazzo, imposto, da esumere sa pastura, metà de brutto, e più uso incontrato, e stopri, emigrare in pianura, prosalvare, su magro capitale da solfrittoso, diverroso, de saltura. Io non mi intendo bene, che una cosa è succedendo in conca mia, ma commenti scemo e t'aviera sta canzone di questo zio a mala spezia che da cantare in sardo. Poi ha pagato questa razza de cose de vabberi che mi ha lasciato in noi bonari e mi sono posto da legge non sciù manco t'aviera e si è presentato questo poeta e poi è sparesio, questionendi. Ma come te che no, una cosa e si presenta, ma tu mi sei ammacchiendo? No, non ti sei ammacchiando. È su un mondo che comincia da a ti corrispondi. Da bolinai. Bolinai capo di dessi chi è sbortasa, come ti pensa su una cosa. E da succedere? Questa cosa si t'accatta da commenti chi dia sta zerriata. Tu casa tu sei snarendi che se te tengono un pensamento, questo pensamento, come te n'hai, s'acciappa da calinco una maglia de dinanta, de s'arrezza, de questa cosa antica, E internet. E mi compari di cosa ananti. Poti dessi gusto puro, ma ci deppu essi deo presenti. Ascolta, provauso. Provauso, pensa un pensamento. Tu casa te vemmo ragionando in conca mia. E sta ragionamento mio, fi a questo zio di prima, su politico, attore che si era. Salvini. Salvini, brava Salvini. Salvini viene a rendere che sa Sardegna ai tempos, quando di via questionando isso e già resti tu a giovia se che succede. Ai tempos sa Sardegna non tenia nulla e narrava sempre che no. Ma chi non tenia né carboni, né gas, né centrali nucleari, e tamma illusionante. Bollonai o bonari in potere mio. Da onde ma preni su logo de centrali, de poligono, de magazzino, de gas, de scorias, de cose sa, che portano in dinai e all'irchia. Ma se in santo non ci via nulla, e il sardo su una ranta che no sempre, deita buggino bivianta. Mia chi ti indappo portao. Lilli? Si zerri a Lilli? Sicura sesi? Aspetta, non si leggi bene. No, Lilliu. E poi ti da stragare, mischino. Può rispondere a tui. Volia sta sciri poeta esarto se non fai anta una vita bella e discanzosa? Ah no. E ti rispondi di Lilli. Lilliu, senza esipiga i veli. Io credo che questo particolare carattere di distinzione e anche in un certo senso di diversità che tutti quanti notano fra la Sardegna e la penisola italiana si debba a cause diverse, cause di carattere fisico e cause di carattere umano, propriamente storico-culturale. Innanzitutto credo che una delle componenti di maggiore peso sia la componente insulare. Questo carattere insulare della Sardegna lega l'isola ad altre aree insulari e in modo speciale, più distinto, più scoperto, ad altre aree insulari del Mediterraneo occidentale. Poi a formare questo carattere di distinzione, questo carattere per cui la Sardegna fa tanto colpo oggi, fa tanto senso in chi viene, soprattutto in chi la vede e con occhi attenti, vero? Con cuore e con mente pensosa, è dato da questo suo spirito che vorrei chiamare spirito non classico. Lo spirito della Sardegna nell'antichità e in un certo senso anche oggi rifugge un po' da questo senso armonico, da questo senso classico delle proporzioni e della misura, della bellezza generale intesa come l'intendeva il mondo classico dell'antichità. Una espressione, ad esempio, del piccolo mondo antico sardo, di questo spirito non classico da un punto di vista estetico, è dato dai bronzetti nuragici. Buffet, e questo pure si sparessi. Ma come te questo loco? Io non ci sto comprendendo in tutta questa cosa che mi deve essere bonaria. Chi stionata, piganta, naranta e sparessenti. Questo pure t'anna, tu casa
Deo devo comprendere, poi tammente se uscirà no, non c'è più nessuno, su questa Sardegna non c'è più, tu devo comprendere. Dunque, forse se non ha più fatto bene a me uscire in questo luogo. E razza pianeta è questo pianeta Sardegna, Deo, dunque si traballanta, B20, 100, 150 anni, non c'è nulla, non c'è gas, non c'è un accidente, e poi B20 fai di cosa sleggiasa. E ta funti questo bronzettus? Non funti classico, se ta bolinai, ti spiace ti scosa sleggiasa. Oi, amor mia, bonaria! Bonaria, un dissesi, bonaria! In noi, Seu, non ci stia bisogno di zerriai. Non c'è sta bisogno manco di mi rispondere a cara, però. E tanti se ci sei o non ci sei invisibili. Ad ogni maniera, Seu in noi, itta ta mancada. Poi itta setto raro per sa ghiacciera. Su stuggiu de congelo. Ca è stora di ti torrai a cirdinai. Su sistema a stabilio aici, su corpus poi moi no aguanta da prus de una di de Sardegna saborta. Torra sai intru ti congelo e ti torra bogaio ottu. Ma mi divemo appena scirao. Giovia chi benire? Lunisi, oie lunisi. Gesù spevenca. Su mondo este andenti in centena rogo e tu a calendario rirao. Beh, intrasa o no intrasa? Gentro. Firma, non rimovasa. E sta arrivando una zietta. Chistiona con rispetto. Cussa esti grazie a Deledda. E mo ci mi das no. E chi ne benirai grazie a Deledda? Una grandu cantadora di questo pianeta. Sapru sconnota de tuttusu. E poi mi das fatta comparessi? Poi non denghi. Hai spippiusu. Si du contanto un conto quando tu sponianta a letto. Hai centotto a pu fatto Deu. In moi ti incicroccasa e poi pigai sonno tenistotto potui saprus grandu cantadora de dogna tempusu. Serrusogusu, fai da chistionai. Attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicine. A volte pare anche a me una leggenda e appunto come un'antica tradizione vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto alle sue donne. Dunque, racconterò di me cose popolari come vogliono oggi il genio e il gusto della nostra patria. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. A me questo conto non mi piace. Shh, pensa ai sueddu su de zia Grazia e drommi di su pippiu. A pallutto su congelatori. Intendi tu sesi? Su friusu? Intendi tu sei, ma non sciughi si era possa a macchina con su conto te grazie a Deledda. Shhh. A Giovia in Santuso. A Lunisi. Shhh. Bonaria. Se da sparesse a malassau, una roghetta paperita c'è scritto che mi si addormenti. A Chistionau, Elio turno arte male. A Sarregia, Ceviera, Serena Schiffini e Surenni Cuviera, Mario Pozza. Ma tabolinai, oggi mi pare tu a Giovia che su